Benvenuti a tutti, buona visione. Iniziamo questo terzo appuntamento con questo sistema anche con la possibilità di rivedersi tramite la registrazione dell'incontro. Naturalmente, siccome è una lezione, diciamo così, una lezione un po' interattiva, se qualcuno dei nostri amici che mi segue ha intenzione di fare un intervento oppure una domanda, è liberissimo, così c'è anche un po' di movimento e chi dopo riguarda magari anche ha più facilità nell'ascoltare magari un'ora di incontro. Siamo nel cuore del racconto della istituzione dell'Arcidiocesi di Gorizia, che è uno dei grandi istituti, una delle grandi istituzioni ancora esistente e ancora operante sul nostro territorio, e diciamo che era importante analizzarla per bene. E vi ho detto l'altra volta che tengo sott'occhio, e leggo anche da la traduzione italiana del 1852 fatta per volontà dell'arcivescovo Francesco Saverio Lushin nel centenario dell'erezione dell'arcidiocesi di Gorizia, e quindi tengo sott'occhio la traduzione dal latino anche per facilitare per tutti l'ascolto e anche sì, la comprensione senza dover fare traduzioni a occhio al momento, naturalmente con quel linguaggio un po' di metà Ottocento, quindi magari anche un po' aulico rispetto a come siamo abituati, quindi mi piaceva far ascoltare anche questo tipo di linguaggio. Infatti nel 1852 venne fatta questa bella pubblicazione, un fascicolo con la traduzione in italiano. Questa è erezione della bolla di erezione della diocesi di Gorizia, con le traduzioni di tutte le principali bolle che hanno visto la nascita del vicariato apostolico prima, dello scioglimento del patriarcato di Aquileia poi, e dell'erezione dell'arcidiocesi di Gorizia e della sorella dell'arcidiocesi di Udine. Quindi eravamo entrati un po' nel cuore del discorso. Abbiamo introdotto generalmente raccontando tutto un po' l'origine della necessità della creazione di questa arcidiocesi di Gorizia e della sorella di Udine, proprio per i grandi problemi che aveva presentato il patriarcato di Aquileia negli ultimi secoli precedenti al 1751-52. La bolla di Benedetto XIV, direzione della diocesi di Gorizia, adesso la vado lentamente a commentare perché è molto interessante, ha molti spunti di riflessione, racconta delle cose che attualmente poi si sono modificate con il tempo, però dà un'idea di com'era la situazione anche al momento in cui avviene l'erezione della nuova arcidiocesi. L'altra volta simpaticamente vi avevo detto che le questioni, diciamo, prettamente burocratiche, se vogliamo così, di divisione proprio di tutto il patrimonio, sia culturale, sia delle reliquie, sia della parte, diciamo, archivistica, eccetera, è stata una questione veramente complessa, dove ci sono state una serie di anche di non accordi o di disaccordi o di dissapori, eccetera, tra le diocesi, che portò poi al culmine, alla conclusione e quindi al trasporto delle sante reliquie da Aquileia verso Gorizia e da Aquileia verso Udine. Vi dicevo che alcuni storici, uno in particolare, disse che quella processione di sante reliquie non era altro che il funerale solenne del patriarcato di Aquileia, del grande patriarcato di Aquileia. E lì praticamente avevo un po' concluso, se vogliamo, il nostro discorso. La bolla di erezione, torniamo a noi, dell'arcidiocesi di Gorizia, vi dicevo, è un documento complesso, composto da molte pagine, anche perché la situazione non era semplice, naturalmente. Dice, tenendo proprio la prima riga, noi affidato il timone della sacrosanta militante
chiesa, fatto sta è Sacrosanctis Militantis Ecclesiae, chiamata la bolla proprio per l'inizio, l'incipit, di cui a Dio Signore, copioso di misericordia e glorioso nelle sue opere, piacque imporre alla debolezza nostra, sebbene scarsi di merito, il grave giogo dell'apostolico peso, affinché collocati come al sommo vertice di un monte, volgendo lo sguardo verso il basso di questo mondo, non mancassimo di attentamente esaminare ciò che può conferire all'illustrazione della Chiesa, alla propagazione della fede ortodossa e all'incremento del culto divino. Questo è l'incipit della bolla. Certamente, scrive poi il Papa, qui segue l'esposizione della soppressione del patriarcato di Aquileia e della divisione di quelle diocesi e province in 2 arcivescovadi, di cui si vede appunto la Costituzione, l'altra grande bolla, che è la Iuniunta Nobis, e le altre contengonsi più ampiamente e più per esteso nelle nostre lettere apostoliche spedite a tal'uopo nell'anno 11° del nostro pontificato. Essendo però nostro desiderio di prescrivere il modo e la forma dell'erezione di questo arcivescovado di Gorizia e di confermare tale erezione da noi, come dicemmo, fatta mercé l'accennata nostra autorità apostolica, così essendo già da gran tempo nostra volontà che coloro i quali instando che dei benefici ecclesiastici vengano uniti a degli altri, siano tenuti ad esprimere il vero valore annuale secondo l'estimo come sì del beneficio da unirsi, come di quello al quale si ha intenzione di unirlo, che la unione diversamente sarebbe invalida e che nelle unioni abbia da darsi sempre relazione alle parti e chiamati coloro che ne hanno interesse. Mediante la nostra autorità apostolica e di consenso con la prelodata regina Maria Teresa, in perpetuo con libertà, volontà di piena scienza e con uguale pienezza di potestà, vogliamo e disponiamo che nella detta molto cospicua città di Gorizia, la quale per l'ampiezza del suo pomerio ha oltre 2 miglia e nella quale città e suoi sobborghi esistono, come ci venne riferito, più chiese, cioè quella dei sacerdoti regolari della Società di Gesù, i gesuiti, con un pubblico ginnasio, quella dei fratelli minori, conventuali di San Francesco, dei Cappuccini e dei Carmelitani, cosiddetti scalzi, oltre a 2 conventi di monache, l'uno secondo la rispettiva regola di Santa Chiara e l'altro di Sant'Orsola, e 3 chiese delle confraternite dei fedeli cristiani di ambo i sessi sotto il nome del Santissimo Sacramento e dei Santi Angeli Custodi di San Giovanni Nepomuceno, con di più la chiesa dei frati detti della Misericordia, sicché a buon diritto può nominarsi città arcivescovile. In queste poche righe ci dice tutte le presenze degli ordini religiosi, che vi avevo già anticipato nelle precedenti incontri, esistenti nel territorio, e sono naturalmente gli ordini religiosi che sono sorti in città nel XVII secolo. Proprio li nomina tutti in sequenza, cioè partire dai Gesuiti, che sono i primi del 1615, passando per i Carmelitani Scalzi, ci dice che sono appunto ordini contemplativi, fino ai poi più antichi naturalmente erano i frati minori, naturalmente, che erano già nel 200 presenti nel territorio, e poi anche le monache, sia quelle, le clarisse, quindi di vita contemplativa, e le orsoline, come vi dicevo l'altra volta, aggiunte nel 1672 per educazione, diciamo, femminina, come si diceva all'epoca. Quindi sono un po' specificate tutte, e anche dice nella città ci sono anche delle confraternite, cioè quelle che noi chiamiamo oggi in pratica l'associazionismo cattolico, l'antico associazionismo cattolico, e le confraternite avevano una grande importanza e rilevanza naturalmente, perché erano una sorta di società complessa con una struttura piramidale, dove i confratelli e le consorelle avevano diritti e doveri, dove si pregavano per il ricordo dei morti confratelli e consorelle, e quindi avevano, diciamo, una finalità sociale, perché un po' facevano diciamo da altoparlante della situazione generale anche sociale, se vogliamo, e oltre che occuparsi naturalmente del specifico magari luogo di aggregazione che poteva essere il tal altare, il tal oratorio, la tal chiesa naturalmente. Quindi, proprio per l'esistenza di tutto questo, vedendo la popolazione, eccetera, il Papa dice: innalziamo la città di Gorizia a sede arcivescovile. Resti soppressa ed estinta
la chiesa parrocchiale dell'Esaltazione della Santa Croce di San Vito, con l'annessagli alla chiesa parrocchiale detta di Salcano presso Gorizia, ed il perpetuo benefizio semplice ecclesiastico esistente sotto il titolo di Sant'Anna nella chiesa parrocchiale. E Od in altra chiesa della detta città di Gorizia, dei quali, come ci venne parimenti riferito, sia per ragione di fondazione sia da dotazione complete, il patronato a nobili di illustri secolari, cioè alla regina Maria Teresa, ed era occupata sinché visse dal defunto conte Coronini qua rettore parrocchiale, e che per la morte del mentovato conte, il quale morì fuori dalla curia romana, è vacante sino al presente giorno. In pratica si entra anche nel dettaglio delle varie chiese, dei vari benefici che sono ancora presenti. Tanto è vero che avete sentito la parola esaltazione della croce e San Vito, che sono due intitolazioni importanti. Infatti la chiesa dell'esaltazione della croce è l'attuale chiesa che si trova accanto proprio al palazzo arcivescovile, e di fondazione appunto voluta dal barone Agostino Codelli di Fahnenfeld nel 1746, lui ispirò nel 1749, e poi la chiesa praticamente divenne la chiesa privata dell'arcivescovo. E così anche il titolo di San Vito, che è un altro titolo importante. Infatti all'inizio la chiesa, l'arcidiocesi di Gorizia, sottostava a San Vito come patrono prima dei santi Ilario e Taziano, e tanto è vero che il Vito era ed è ancora raffigurato nel ricciolo del pastorale del primo arcivescovo, cosiddetto pastorale degli stati provinciali, dono appunto degli stati provinciali ad Attems, al primo arcivescovo, ed è raffigurato in questa, se vogliamo, raffigurazione che proviene da una tradizione d'Oltralpe, il bambino dentro che viene martirizzato nella pece. Quindi c'è il bambino nella caldaia, se vogliamo, in questa scena molto così forte, che viene bruciato nella pece, quindi il San Vito bambino, ed è ancora nel ricciolo del pastorale degli stati provinciali, si può notare questo particolare. Il Vito anche per il fatto, perché c'era dei benefici che erano rimasti, come vi dicevo l'altra volta, utili alla erezione dell'arcidiocesi, e lo scrive anche nelle bolle precedenti il Papa, cioè la famosa Lascito di Bullini, questo gesuita che alla fine del Seicento lascia un cospicuo patrimonio proprio per creare una diocesi a Gorizia. Poi c'è il grande patrimonio dei Codelli e anche il patrimonio del Mestri, di Vito appunto barone del Mestri, tutti finalizzati alla erezione di un'arcidiocesi. In questa bolla, tra l'altro, vengono proprio specificati tutte le chiese presenti nel territorio, come dovevano essere strutturate, come dovevano essere suddivisi i benefici. Si entra proprio nel dettaglio, nell'estremo particolare, vedremo leggendo, perché l'erezione di questa nuova istituzione ecclesiastica era doveva avere una struttura particolarmente chiara e naturalmente dovuta alla anche complessità della situazione in cui si era ritrovata alla fine del patriarcato, quindi durante il periodo di scioglimento del patriarcato, e quindi si tende a regolamentare tutto. Essendo poi quelle siffatto modo soppresse ed estinte, erigiamo ed istituiamo in perpetuo, decorandola col nome, titolo ed onore di arcivescovile e metropolita, la stessa chiesa dell'esaltazione della Santa Croce e San Vito, di struttura assai elegante, e per la sua bellezza e specialmente per la magnificenza di 17 altari di marmo che in quella esistono, degna per tale motivo di venir decorata col titolo d'onore di chiesa arcivescovile.
a lode e gloria di Dio Onnipotente, della Beata Vergine e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ad esaltazione della cattolica fede e a gloria di tutta la Chiesa militante, conferendo alla stessa, quindi la Chiesa parrocchiale di Gorizia, viene innalzata al grado di Chiesa arcivescovile e metropolitana, da denominarsi goriziense, con la sede del presule arcivescovo e metropolita ed in capitale della provincia per un futuro arcivescovo di Gorizia, il quale abbia l'uso del palio, che è prerogativa dei metropoliti, cioè quella specie di sciarpa che c'è anche il Papa, essendo metropolita di tutto il mondo, con le croci sulle spalle, davanti, sul petto e sulla schiena, ad indicare quasi, diciamo così, antropologicamente il gregge che sta sulle spalle del vescovo, del pastore. Del palio della croce a norma degli altri arcivescovi, con un proprio capitolo, quindi il capitolo naturalmente dei canonici, cioè di quelli che erano i primi collaboratori, i primi consiglieri dell'arcivescovo, suggello, arca, mensa arcivescovile e tutte le altre arcivescovili insegne, nonché i privilegi, onori e prerogative competenti e concesse agli arcivescovi, diritti, giurisdizioni e facoltà, preeminenze, grazie e favori reali, personali e misti, i quali le altre chiese metropolitane e i loro presuli in qualunque siasi modo, non per altro mercé un titolo oneroso o per un particolare privilegio loro concesso, usano, fruiscono, s'appropriano e godono, e possono usare, fruire, appropriarsi e godere. L'attuale presule della nominata chiesa di Gorizia poi lo dichiariamo arcivescovo e gli concediamo e permettiamo con pari autorità che egli possa fare, esercitare, amministrare ed eseguire tutte le altre cose, tutti gli altri diritti come agli altri metropoliti. Quindi la prima cosa che viene dichiarata e chiarificata è che si è scelta la forma arcivescovile per la diocesi di Gorizia. C'era stata la discussione se doveva esserci una diocesi o un'arcidiocesi. La fine del patriarcato provocava la nascita di due diocesi sorelle, si diceva, che saranno, sempre scriveva nelle bolle il Papa, o diocesi o arcidiocesi. Si è scelto, vista l'imponenza che adesso man mano osserviamo leggendo la bolla che abbiamo davanti, vista l'imponenza, la diocesi diventa metropolita, quindi arcidiocesi metropolita, e avrà infatti diverse chiese suffragane sotto di essa. Quindi vi dicevo appunto che per Gorizia questo sarà un momento fondamentale della sua storia, proprio perché viene innalzata grandemente, divenendo una fra le più grandi arcidiocesi del mondo esistente all'epoca. Assoggettiamo inoltre, adesso andiamo nel dettaglio, alla detta chiesa di Gorizia le chiese vescovili di Trento, Trieste, Pedena e Como, già suffragane del patriarcato di Aquileia. Ben capite che razza di importanza che avrà l'arcidiocesi. Il Como alle porte della diocesi di Milano, infatti ancora oggi a Como si celebra in rito romano e non in rito ambrosiano, proprio per il fatto di questa particolarità di essere stata ai confini del patriarcato e poi ai confini dell'arcidiocesi di Gorizia. Pedena è attualmente ancora esistente e l'attuale vescovo di Pedena è una diocesi titolare, non esiste più come diocesi, come sede residenziale, ma è titolare, ed è attualmente, e anche all'epoca probabilmente, la diocesi più piccola del mondo, con 1800 abitanti. E l'attuale arcivescovo di Pedena è il vescovo ausiliare di Zara, un vescovo tra l'altro giovane. È rimasto naturalmente il titolo, perché vi avevo spiegato a suo tempo che nella struttura gerarchica della Chiesa Cattolica ci sono le diocesi residenziali e le diocesi titolari, non so se vi ricordate. Le residenziali sono ad esempio l'arcidiocesi di Gorizia, cioè dove è residente, diciamo fisicamente, un vescovo,
quindi non c'è soltanto un titolo, ma c'è tutta una struttura composta da parrocchie, oratori, eccetera, eccetera, e con un capitolo, eccetera, eccetera. E poi ci sono invece quelle diocesi che magari erano state importantissime in epoca antica e avevano avuto un vescovo presente e che poi nel tempo si sono diventate ininfluenti o comunque per motivi storici si sono modificate, non hanno più prodotto per le dimensioni anche probabilmente un clero presente o comunque diventavano sempre più e sempre meno importanti a parte la loro storia e quindi esistono e mantengono la loro vita con il titolo di diocesi titolari, cioè hanno soltanto il titolo e nella chiesa, nel Duomo, diciamo così, c'è la sede, la cattedra, se vogliamo, ma più correttamente la sede del vescovo titolare. E quindi Pedena adesso attualmente è diocesi titolare, anche se ancora in tutto il Settecento era sede residenziale. Tanto è vero che nel 1767 il vescovo di Pedena era presente alla consacrazione della chiesa, della grande chiesa di Sant'Ignazio, insieme all'arcivescovo di Gorizia, a quello di Concordia, a quello di Trieste, a quello appunto di Pedena. E tutti e quattro avevano consacrato la grande chiesa di Sant'Ignazio. Diciamo che tutto ciò rimane fino alla fine del Settecento invariato, esisterà ancora nell'Ottocento il vescovo, a metà dell'Ottocento il vescovo di Pedena. Però da molti decenni a questa parte, più di un secolo, la diocesi è soltanto titolare. Quindi abbiamo detto che sono diocesi sotto l'influenza diretta di Gorizia, Trento, Trieste, Pedena e Como, già suffragane infatti del patriarcato di Aquileia. Da noi, come si è detto, soppresso ed estinto. Ed i nostri venerabili fratelli, sii presenti che i futuri vescovi di quelle quali suffragane, che siano come le membra al capo soggette all'arcivescovo di Gorizia, quale metropolita, in modo tale che l'arcivescovo predetto, residente in Gorizia, abbia nella città e diocesi di Trento, Trieste, Pedene e Como il diritto di metropolita e che le predette chiese di Trento, Trieste, Pedene e Como abbiano verso l'arcivescovo e metropolita tutti quei doveri che valgono per i suffraganei riguardo alle loro chiese metropolitane e di metropoliti come si può udire dalla sanzione canonica. Concediamo poi allo stesso arcivescovo di Gorizia piena ed intiera autorità e facoltà di consacrare i suoi suffraganei anzidetti, di convocarli ai sinodi provinciali e di determinare, se coloro anche degli affari ecclesiastici, di conoscere le cause di qualunque appellazione o querela, le quali sono ordinariamente, secondo il decreto del Consiglio di Trento, devolute a lui come metropolita, e le altre che, secondo gli statuti dei sacri canoni, gli si aspettano, e di condurre, fare ed esercitare tutte le altre cose che per diritto e consuetudine o in un qualunque altro modo spettano e sogliono o devono appartenere agli arcivescovi e all'uffizio arcivescovile. Capite che bene che l'arcidiocesi metropolita di Gorizia assume in queste 10 righe un valore, un peso specifico che non avrebbe più avuto nel raggio di appena 30 anni. Tutto si evolve dal 1752, diciamo, al 1784. Questi sono i 30 anni in cui questa diocesi metropolita ha un ruolo e un peso specifico che non aveva mai avuto. Un'interessante cartina nel quale cogliamo come nel 1750 erano ancora suddivise le diocesi suffraganee del patriarcato, quindi un anno prima dello scioglimento dello stesso, lo troviamo nella poderosa pubblicazione di Luigi Tavano,
la diocesi di Gorizia dal 1750 al 1947, dove ci fa vedere nel 1750 quali erano le diocesi suffraganee ancora del patriarcato. Ebbene, erano ancora significative, perché a parte la diocesi di Lubiana, che aveva una sua autonomia ormai da molto tempo, ma effettivamente il patriarcato ancora, questa è la cartina, se si può vedere, da un estremo ad un altro, va infatti da Como, arriva in alto a Villacco, arriva dall'altra parte fino a Maribor, scendendo Nuovo Mesto, Vipava, Duino, Aquileia, per ritornare poi dall'altra parte fino a Cortina. Quindi, a parte la fascia centrale di Lubiana, la diocesi il patriarcato di Aquileia, la diocesi aquileiese cosiddetta, era ancora immensamente grande, seppur il patriarca era una figura ormai formale, come abbiamo detto. Però era significativa la grandezza della metropolia di Aquileia ancora nel 1750. Continua la bolla. Concediamo parimenti in perpetuo ed assoggettiamo il clero e il popolo di tutta la provincia di Gorizia, di tutti i luoghi, chiese, monasteri, oratori, stabilimenti P, come non meno le confraternite esistenti nella parte dell'impero, soggette una volta al già detto patriarcato di Aquileia, da noi, come dicevamo, soppresso ed estinto. Interessante questo continuo riferimento alle confraternite, che anche qui nel nostro territorio avevano avuto una grande importanza, si erano sviluppate in modo straordinario dal Medioevo fino al Settecento, e anche qui, se vogliamo, siamo nella parabola conclusiva, perché a come l'arcidiocesi metropolita di Gorizia avrà questo arco brevissimo di tempo, così anche la storia delle confraternite si concluderà proprio nello stesso periodo, sotto naturalmente il peso del giuseppinismo. E anche per questa ragione nel nostro territorio non c'è più questa tradizione delle confraternite da molto molto tempo, sono molto rare. Sono andate in completo disuso e si sono trasformate in pratica. I beni sono stati soppressi, sono stati incamerati dalle chiese e in pratica le stesse confraternite sono state sciolte per poi rimodificarsi e rinascere molto tempo dopo in quelle forme associative e di importanza anche nell'Ottocento già, che raggruppavano l'insieme dei fedeli. Noi infatti non abbiamo tutta questa tradizione di confraternite, anche se dagli archivi parrocchiali possiamo dedurre che la tradizione delle confraternite era molto sentita e molto presente. E ci sono sia nella attuale cattedrale di Gorizia che nelle grandi chiese cittadine e anche nelle chiese diciamo dei paesi più importanti, come mi viene in mente Gradisca ad esempio, ma anche nelle chiese e nelle parrocchie più piccole, una Medea per esempio, e anche una stessa Romance, c'era la tradizione e la presenza delle confraternite che avevano appunto, vi dicevo, un ruolo importante di aggregazione per l'epoca. Pensate che a Gorizia c'erano la confraternita dei Caligari, che era la confraternita più importante dell'attuale cattedrale. Una confraternita ricchissima che aveva avuto statuti da papi e da imperatori confermati e riconfermati, con un patrimonio così cospicuo da poter acquisire i marmi necessari alla costruzione del 31esimo o 29esimo, a seconda degli elenchi, altare della Basilica di San Pietro in Vaticano nel 1585, attualmente esistente, l'altare di San Nicolò, pensate voi. Quindi non è che quando il Papa cita le confraternite, le ritiene una cosa fondamentale per l'epoca,
e hanno anche qui un arco temporale. C'è qualcuno che chiede qualcosa? Ah, perché sentivo, no. Un arco temporale. Io non sentivo. Sì, prego, mi dica. No, io che non sentivo e la voce è andata e poi è tornata, sono a posto, grazie. Ah, va bene. Stavamo sempre parlando delle confraternite, comunque, se non ha sentito, dell'arco delle... No, ho capito la continuazione del discorso. Sì, bene. E quindi quando cita questa presenza delle confraternite lo dice perché avevano la loro rilevanza nel territorio. C'erano sempre le confraternite, ad esempio, adesso voi sorriderete, della buona morte. Gli altari laterali di determinate chiese che hanno una, diciamo, raffigurazione del Cristo, del crocifisso, sono o in marmo bianco o in marmo nero o marmo bianco e nero, a seconda, per dare la prospettiva, il fondo, eccetera, sono spessissimo gli unici segni rimasti oggi della confraternita della cosiddetta buona morte o della morte, cioè i confratelli di questa confraternita pregavano per le anime dei defunti della confraternita. Questo era il mandato, in pratica si prendevano cura che il seppellimento avvenisse in maniera decorosa, come prescritto naturalmente. E così una delle grandi confraternite, le principali dei paesi, era la cosiddetta la confraternita, ad esempio, del Santissimo Sacramento. A Gradisca c'era un'antica confraternita del Santissimo Sacramento o del Santissimo Salvatore. Il Santissimo Sacramento naturalmente era legato al Corpus Domini, quindi erano anche confraternite antiche di immemorabile origine, oppure prendevano il nome della chiesa stessa, la chiesa madre, e quindi anche a Gradisca c'è ad esempio il Santissimo Salvatore, una confraternita che anche lei si è conclusa negli anni 80 del Settecento, come quasi tutte le confraternite del nostro territorio. A Gorizia avevamo ad esempio anche la confraternita di Santa Lucia, che è una tradizione più veneta, se vogliamo. Santa Lucia, nella chiesa di San Rocco, fin dal 1602 c'era la confraternita istituita appunto da Papa Clemente, che aveva il compito di conservare l'altare, di portare in processione la statua e l'effigie della venerata Santa della Luce, Lucia, nel giorno del 13 di dicembre, ed era composta in pratica da quasi tutti i membri, erano quelli del territorio del sobborgo di San Rocco fuori le mura della città, tanto per fare alcuni esempi. Poi molto spesso nelle città avevamo la confraternita di San Michele, che era sempre legata anche questa al culto dei morti, del degno seppellimento, del ricordo dei morti nell'anno o in più parti dell'anno, eccetera, eccetera. Quindi avevano la loro funzione, che poi si tramuta alla fine dell'Ottocento e ancora nel Novecento in quelle che noi chiamiamo associazionismo cattolico, i gruppi di preghiera, poi divenuti nel Novecento l'Azione Cattolica, eccetera, eccetera, insomma quella struttura lì. Però noi non abbiamo più dalla fine del Settecento, dagli anni 80 del Settecento, la struttura delle confraternite, una cosa che è andata perduta proprio durante il periodo del giuseppinismo. A fine di rendere poi la detta chiesa parrocchiale d'Esaltazione della Croce di San Vitto innalzata, come notammo, a chiesa arcivescovile di Gorizia, in ogni parte più perfetta, e perché ella sia decorata da un capitolo corrispondente, con un numero condegno di canonici dignitari e mansioniari. Istituiamo in quella, ecco qui, questo è il capitolo dedicato al capitolo, appunto, scusate il gioco di parole, dei canonici, uno dei capitoli sotto l'impero più importante, più ricco e più titolato dell'impero d'Austria, del Sacro Romano Impero prima e poi dell'impero d'Austria. Tanto è vero che ancora oggi il capitolo di Gorizia ha anche nelle vesti alcuni privilegi che rimangono segno di questo suo antichissimo retaggio. Istituiamo, scrive Papa, in quella una prepositura, cioè il primo dei canonici prende il titolo di preposito.
In altri capitoli il primo dei canonici avrà un altro nome, potrà essere ad esempio primicerio, ad esempio, o anche arcidiacono in certi, che abbia ad essere la prima dignità dopo la pontificale ed abbia ad essere di diritto regio per un sacerdote preposito della detta chiesa parrocchiale d'esaltazione della Santa Croce di San Vito, innalzata a chiesa arcivescovile di Gorizia, il quale abbia ad essere il capo del capitolo. Ebbene, questa figura del preposito è poi legata ad un'altra storia prettamente goriziana, e cioè la famiglia dei baroni Codelli fino al 1960 gestirà lei la nomina del preposito del capitolo. Sarà prerogativa dei baroni Codelli la nomina del preposito del capitolo. Ciò rimarrà fino al 1960, quando il barone Enrico Codelli verrà convinto da Monsignor Giovanni Giacinto Ambrosi a cedere questa prerogativa, che ormai era diventata una prerogativa un po' fuori dal tempo. Il Concilio Vaticano II era iniziato con le fasi diciamo preparatorie nel 59, poi sarebbe finito nel 67. Nel 1960 Monsignor Ambrosi chiede al barone Enrico Codelli di cedere questo privilegio, che era ormai un po' fuori dal tempo, se vogliamo, e lui accetta, perché Monsignor Ambrosi gli propone di diventare advocatus rotalis, che era un titolo prestigiosissimo, cioè avvocato rotale sopranumerario, ce ne sono veramente rarissimi, e quindi lui per questa nomina ad personam cede questa prerogativa che era stata data con la bolla di erezione dell'arcidiocesi per 200 anni. Tanto è vero che voi troverete nella sequenza dei depositi moltissimi, oltre a moltissimi Codelli, oltre che ad altri membri della nobiltà locale, che verranno scelti dai Codelli stessi, perché era sua prerogativa, come vi dicevo. Per quale ragione? Perché magari bisogna specificarla se uno non ha ascoltato le altre lezioni, perché i Codelli, Agostino Codelli di Fahnenfeld, aveva lasciato il suo patrimonio di 150.000 fiorini più il palazzo più la cappella dell'esaltazione della croce, perché avvenga l'erezione dell'arcidiocesi di Gorizia. Quindi a merito suo venne istituito il capitolo, in pratica nasce l'arcidiocesi anche per merito suo, e per onore alla famiglia Codelli viene destinato alla stessa la scelta del preposito vita natural durante. Il seconda dignità sarà il decano, un futuro chierico o sacerdote della detta chiesa, con ciò che colui che ne sarà pro tempore investito dovrassi chiamare preposito di Santo Stefano, atteso che nel territorio di Gradisca trovasi una chiesa già filiale della parrocchia di Aquileia, da noi come noto soppressa ed estinta, la quale era fregiata col titolo di prepositura. Ebbene, tutti i canonici, il titolo di canonico era molto ambito e molto importante, perché oltre a essere, se vogliamo, i ministri dell'arcivescovo, i primi consiglieri, erano coperti da un beneficio piuttosto cospicuo. Quindi per creare il capitolo bisogna sciogliere dei benefici che erano legati, quindi degli interessi sopra terre, eccetera, coloni, e che portavano naturalmente un reddito, e bisognava sciogliere questo reddito dato nel periodo aquileiese, che sottostava quindi ad altre situazioni, bisognava portarlo sotto il cappello dell'arcidiocesi di Gorizia, del capitolo metropolitano. E pertanto viene sciolto anche in questo caso il beneficio di Santo Stefano, della propositura di Santo Stefano, e viene dato alla seconda dignità del capitolo, cioè al decano, che si manterrà tramite i denari che sorgeranno proprio da questo beneficio. Il terzo beneficio, la terza figura, diciamo, di canonico, è il primicerio, che costituisce la terza dignità.
per un chierico, sacerdote futuro, primicelio di quella chiesa, o colui il quale ne sarà investito dovrà parimenti nominarsi abate mitrato della Beligna o di Belluna, ovvero Belugna o Bulegna, atteso che nello stesso territorio di Gradisca trovasi una chiesa già filiale della nominata chiesa di Aquileia, fregiata col titolo di abbazia della Beligna. Ancora oggi esiste un pezzo andando diciamo, passando il foro, passando la basilica di Aquileia, sulla strada che conduce a Grado ci sono la zona della Beligna, c'è anche via della Beligna, lì si trovava questa grande abbazia che venne anche lei soppressa, e il titolo e il beneficio dei campi, del lavoro dei coloni sui campi, eccetera, quindi diciamo le entrate, il reddito di quella abbazia antica e prestigiosa andava al terzo canonico, che assumeva anche il titolo di abate della Beligna, quindi con tutta anche il modo di presentarsi, quindi era abate mitrato della Beligna, cosiddetto. Naturalmente oggi sono soltanto antichi retaggi di questo, esiste anche oggi la terza carica che è il primicerio, eccetera, ma naturalmente non ha il titolo di abate della Beligna, poi le cose sono cambiate, però nella diocesi originaria c'erano tutti questi particolari proprio per dare sempre più maggior dignità a quel capitolo, che avrà un altro particolare, e cioè vi ho detto che sarà il più ricco e titolato capitolo dell'impero, e avrà addirittura il privilegio di chiamarsi capitolo metropolitano teresiano, a onore dell'imperatrice Maria Teresa, ed è uno dei retaggi che è rimasto ancora oggi. Se vogliamo, troviamo ancora nella sacrestia dei canonici gli stalli con il titolo di capitolo metropolitano teresiano goriziano. Poi continua il primiceriato, vi dicevo, indi, quindi queste erano le cariche maggiori, e poi c'erano 5 canonicati ad altri tante prebende per altri chierici o sacerdoti futuri canonici della medesima. Quindi c'erano 5 più 3, 8 canonicati maggiori e ben 6 mansionari, per 6 sacerdoti che saranno mansionari in quella, e sì l'una come l'altra delle fondazioni hanno da essere perpetue e senza cura di anime. Inoltre 2 cappellanie per 2 sacerdoti da nominarsi come più basso, diremo. Quindi un capitolo molto importante e anche di numeri notevoli, cioè 8 più 6, 14 canonici in pratica tra diciamo tra dignitari e mansionari. Le 2 cappelle, abbiamo detto, per 2 sacerdoti da nominarsi come più in basso, i quali abbiano però ivi da rimanere all'uopo di celebrare le messe che qui sotto esprimeremo nella prefatta chiesa patriarcale di Aquileia, da noi, come si è detto, soppressa e distinta. I 2 sacerdoti verranno scelti per celebrare comunque la messa nella basilica di Aquileia, che l'altra volta abbiamo visto, da questo momento in poi sarà alle dipendenze dirette di Roma, non più sotto la gestione dei 2 arcivescovadi di Udine o di Gorizia. Sarà una storia a sé, sarà una struttura a sé, direttamente soggetta a Roma. Poi continua il capitolo della bolla dedicata al capitolo metropolitano, è molto lunga, e ci sono tutti i benefici, tutte le celebrazioni che devono essere sostenute dai canonici, come devono essere celebrate, devono essere sempre servire lodevolmente al culto divino della detta Chiesa. Avendo pertanto fatta ed istituita tale lezione, applichiamo ed appropriamo per la mensa arcivescovile e rispettivamente capitolare della suddetta parrocchia dell'esaltazione della Santa Croce di San Vito, da noi, come dicemmo, a Chiesa arcivescovile di Gorizia, come pure dell'arcivescovado, della previsitura, eccetera, 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 nonché di 6 mansionari e di uno e dell'altra cappellania elette della loro rispettiva dote, e per la sostentazione di quelli che ne verranno investiti, e per l'adempimento dei pesi che loro rispettivamente incomberanno. Tutti quanti i singoli frutti, le rendite, i proventi, i diritti, gli affitti, gli emolumenti,
tutti provenienti dall'infrascritto monastero, dalle chiese parrocchiali e dai benefici, da sopprimersi e distinguersi come sotto, e dalle fondazioni dei legati, e P da applicarsi parimenti come sotto, in modo tale però che l'arcivescovo di Gorizia si assegnino 6.600 fiorini al preposito, oltre all'infranotata casa di abitazione, fiorini 1.000, al decano 800, al primicerio 600, ad ognuno dei 5 canonici 450 e ai singoli mansionari 200. Quindi capite che si va anche nel dettaglio della quantità di fiorini e delle paghe che devono essere assunte dai canonici, quindi proprio nel dettaglissimo della buona direzione. Vi dicevo che tra l'altro i canonici metropolitani teresiani goriziani erano veramente il capitolo più solenne, insignito e ricco dell'impero, e pensate che avevano il privilegio di portare una medaglia con il monogramma dell'imperatrice Maria Teresa, gli unici nell'impero, MT, e lo stesso MT che sarà presente poi sullo stemma dell'arcidiocesi, che poi venne modificato nel tempo, però l'originario prevedeva proprio l'MT di Maria Teresa. E queste medaglie sono veramente una sorta di medaglia che veniva messa a mo' di croce pettorale, quindi sul davanti, sopra l'ermellino. Erano dotati di cappa magna, cioè avevano anche, nel modo di vestire, si presentavano come dei vescovi sostanzialmente, e questo è durato e perdurato fino al Concilio Vaticano II. Ancora oggi hanno dei retaggi e modo di vestire solennissimo i canonici di Gorizia, proprio per questi antichi privilegi ancora esistenti, che modificati nel tempo dalla storia e dagli usi, però ancora visibili ai giorni nostri, almeno nella struttura, diciamo, e nella visione anche degli abiti che indossano, eccetera. Era veramente un capitolo di notevole importanza. Tra l'altro, un piccolo particolare che anticipo rispetto alle lezioni che faremo più avanti, quando la parabola si conclude e l'arcidiocesi, nei pochi anni che vi dicevo, nei 30 anni, implode per volontà di Giuseppe II, succede un altro fatto interessante, e cioè che il Papa Pio VI, questo tra parentesi, ma legato ai canonici di Gorizia, in questo caso poi riprenderemo il discorso quando parleremo di questa cosa, Papa Pio VI, in visita, meglio, di passaggio a Gorizia nel suo viaggio verso Vienna, non riesce a incontrare, e poi vi spiegherò perché più avanti, l'arcivescovo, secondo arcivescovo, cioè Edling, che viene richiamato a Vienna, e incontra unicamente i canonici, i solennissimi canonici di Gorizia, i quali lo accolgono nel miglior modo possibile, senza la presenza dell'arcivescovo che era stato richiamato dall'imperatore. Succede un fatto interessante, e cioè il giorno della partenza del Papa Pio VI avviene questo gesto, e cioè il Papa, per ringraziare i canonici della loro presenza e del loro affetto dimostrato, dona che cosa? Sopra la medaglia che portano al collo viene posta la croce pettorale del Papa Pio VI. Quindi a quel punto il Papa fa indossare la croce, una croce particolare, una croce molto bella, semplice, però proprio quella di Pio VI, sopra la medaglia, e da quel momento in poi i canonici useranno, e ancora oggi usano, la croce pettorale donatagli da Papa Pio VI, e questo sarà un retaggio successivo, il monogramma dell'imperatrice sul dentro MT. Quindi hanno la croce del Papa Pio VI con dall'altra parte il
monogramma dell'imperatrice Maria Teresa che aveva istituito il capitolo. Però da quel momento in poi non usano più la medaglia, ma usano la croce pettorale, e ancora oggi usano la croce pettorale. Sono un po' un unicum anche da questo punto di vista. Continua la bolla, sempre nel dettaglio del dettaglio. Dividiamo e separiamo inoltre il monastero detto Abbazia di San Pietro di Rosazzo, dell'ordine di San Benedetto, appartenente già alla diocesi di Aquileia, come detto soppressa ed estinta, i cui frutti, redditi e proventi si trovano, come ci venne riferito, tassati nei libri della Camera Apostolica a 300 e 333 fiorini d'oro ed un terzo, e che tiene ora il parimenti diletto nostro figlio Angelo Maria, cardinale della Mentovata Santa Romana Chiesa, nominato Quirini, presentemente vescovo di Brescia, per dispensa e concessione della sede apostolica, come commenda vita sua durante. Quindi anche questo, l'abbazia di Rosazzo viene data in beneficio a questo tale cardinale. E ci viene riferito tra i beni esistenti nel territorio austriaco, i proventi di 1100 fiorini della moneta anzidetta sia da chiamarsi della diocesi di Gorizia, l'altra poi la quale trae tuttora i proventi dai beni esistenti del dominio veneto debba rispettivamente chiamarsi della diocesi di Udine, e che la sopracennata, quindi la commenda dell'abbazia di Rosazzo, abbia da assegnarsi quale commenda all'arcivescovo di Gorizia. L'altra commenda poi, che come più sotto diremo ha da essere retta, all'arcivescovo di Udine pro tempore, e ne erigiamo poi ed istituiamo con la stessa autorità apostolica e parimenti in perpetuo rispettivamente l'una e l'altra a commende dell'ordine e denominazione o titolo dello stesso monastero di San Pietro in Rosazzo. Infatti ancora oggi l'arcivescovo di Udine ha il titolo personale, nel momento in cui copre l'incarico, di marchese di Rosazzo. Tra l'altro, dichiariamo, ciò non pertanto, che la prima delle sopradette chiese detta rispettivamente Abbazia di Beligna o Bulegna e l'altra chiamata Prepositura di Santo Stefano, che come sentiamo sono situate nel già nominato territorio di Gradisca, abbiano da comprendersi nella sua accennata diocesi di Gorizia, e viceversa il monastero nominato Abbazia di San Gallo di Moggio monacense del prefatto ordine di San Benedetto, i cui frutti, redditi e proventi si trovano, come abbiamo parimenti udito, tassati nel libro della stessa Camera Apostolica, passino alla diocesi di Udine. Quindi viene diviso anche questo in pratica. E così tutto nel dettaglio. Considerando pertanto essere cosa condegna che nella predetta chiesa di Gorizia, eretta, come si è detto già nel primo esordio, a maggior comodo dei fedeli cristiani ivi concorrenti, si celebri un più grande numero di messe, e che nella già patriarcale chiesa di Aquileia, per noi, come dicemo, soppressa ed estinta, per il limitato numero di sacerdoti che colà rimangono, non potranno celebrarsi i soliti anniversari. Così decretiamo che in avvenire si celebrino, come prima dagli infrascritti sacerdoti da nominarsi, come più sotto, in ogni anno 560 messe private, cioè i seguenti anniversari, poi trasferiamo a quella affinché vengano celebrati dagli stessi pro tempore esistente capitolo e canonici nella suddetta chiesa innalzata, come si è detto, ad arcivescovile di Gorizia, e dai suddetti mansionari per la stessa mentovata autorità apostolica. Sempre per la questione dell'uso della basilica della chiesa di Aquileia, il fatto che anche lei esisteva proprio per la presenza delle reliquie, per la presenza di quelli che erano i canonici veneti ed austriaci che si dividevano la celebrazione del culto, quel poco culto che veniva celebrato per lunghissimo tempo all'interno della basilica, che era in pratica custodita da un cesareo regio, custode e sacrista, e non più in pratica da un parroco, perché vi avevo detto infatti l'altra volta che la chiesa parrocchiale di Aquileia era tutt'altra, era San Giovanni in Foro. Infatti, quindi in pratica il problema del culto divino nella basilica di Aquileia è un problema che persisteva da molto tempo.
almeno da 2 secoli. Infatti le celebrazioni erano ridotte al minimo, seppur c'era la presenza delle documentazioni, dell'archivio, della biblioteca e delle reliquie, che davano modo appunto di essere, grazie alla loro presenza, c'era un continuo presenza di pellegrini naturalmente, altrimenti sarebbe venuta meno anche quel senso alla basilica stessa. Poi la bolla continua ricordando anche altre chiese e altri benefici presenti nel territorio. Parla della chiesa, ad esempio, parrocchiale di Romans di Gorizia, la quale, come abbiamo conosciuto per motivo di fondazione o dotazione, di patronato di nobili e illustri secolari, cioè da Maria Teresa, eccetera, 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 già dal parroco che morì fuori di questa curia, trovasi presentemente vacante o in qualunque sia altro modo come viene esposto. Noi la sopprimiamo ed estinguiamo in perpetuo per nostra autorità apostolica e di consenso con la prelodata Regina Maria Teresa, attuale ed unica patrona della medesima, così pure il titolo di quella, la sua colazione, denominazione, natura ed essenza di chiesa parrocchiale collattiva, e che per l'avvenire non possa conferirsi né impetrarsi per titolo collativo, che se avvenisse che taluno la conferisse, impetrasse o ne disponesse, in qualunque sia modo, quelle colazioni o altre disposizioni saranno nulle, invalide e di nessuna forza ed effetto. Naturalmente oggi esiste la parrocchia di Romans, ma venne soppressa dopo la morte del parroco, che dicono appunto Giovanni Battista Catarini, e viene soppressa per spostare proprio i proventi di quella chiesa ad altro indirizzo. E anche questa chiesa in pratica viene un po' messa al di fuori dal contesto delle chiese parrocchiali, e infatti viene messa quasi se fosse a disposizione diretta del capitolo, e così anche per altre chiese, ma poi le cose in breve periodo si modificano e infatti la chiesa di Romans continuerà ad avere il parroco in pratica. Affinché l'esercizio della cura delle anime dei nostri parimenti, diritti figli, tanto gli addetti alla chiesa parrocchiale dell'Esaltazione della Croce di San Vito, eretta come si è detto in Arcivescovado di Gorizia, come pure alla seconda detta, come indicammo soppresse ed estinte, e degli altri suoi uffici, della sua incombenza e obbligazioni, non abbia a soffrire qualche detrimento, fondiamo ed istituiamo con la stessa autorità apostolica, similmente in perpetuo, nella prima e nella seconda delle mentovate chiese parrocchiali, in ognuno un vicariato perpetuo per uno o l'altro dei sacerdoti secolari, che saranno vicari perpetui delle 2 menzionate chiese parrocchiali, da nominarsi dalla sua accennata Regina Maria Teresa. Quindi si dà un altro segnale di antica di stima e di antica tradizione, e cioè che determinati parroci, in questo caso vicari, vengano nominati direttamente dalla sede imperiale. E non è una novità, perché anche a Gradisca per lunghissimo tempo il Cesario Regio Parroco era proprio di nomina imperiale, aveva un rapporto diretto con l'imperatrice e l'imperatore, tanto è vero che a Gradisca nel momento dell'erezione dell'arcidiocesi di Gorizia ci sarà un parroco nominato dall'imperatore, e morirà molti anni dopo l'arrivo del primo arcivescovo di Gorizia e l'erezione dell'arcidiocesi. Quindi è una tradizione molto antica. E poi divenne tradizione un'altra, questa successiva, e cioè il capitolo metropolitano era così importante, ma qua siamo in un'altra epoca, che tra i canonici veniva nominato colui il quale sarebbe stato delegato per un tot numero di anni a parroco della cattedrale, perché era il capitolo il parroco della cattedrale. E qua c'è l'embrione, e cioè la nomina l'imperatrice un vicario per la chiesa cattedrale, in questo caso dell'esaltazione di San Vito, poi diventerà di Sant'Ilario successivamente. Però anche qui sono antichissimi retaggi che si modificano col passaggio dei decenni, dei secoli naturalmente. Così capite bene, il capitolo è il parroco della cattedrale e nominerà un parroco pro tempore
che gestirà per un tot numero di anni la chiesa. Questo è un retaggio proprio che viene dall'antico, da questo appunto periodo originario, come abbiamo visto, quando sarà l'imperatrice, viene detto appunto nella bolla, a nominare questo vicario. Bene, avete qualche domanda per concludere? Volevo chiedere qualcosa anch'io. Sì. Volevo chiedere due domande, diciamo, volevo fare. Una sulle confraternite. Le confraternite, quando nascevano, che all'epoca erano abbastanza numerose, dovevano essere autorizzate da una qualche autorità oppure no? Seconda domanda sulle abbazie, no? Perché sono incuriosito un pochettino da come nascevano queste abbazie, diciamo, e qual era il loro scopo, diciamo, primario, perché non erano certamente come le chiese che erano al servizio della popolazione, ma in queste abbazie viveva una comunità e oggi, secondo me, meritano una certa tutela perché tante sono adibite a museo oggigiorno, perché erano il centro della cultura, davano anche lavoro alla gente del territorio, eccetera, no? Questo. Sì. Per quanto riguarda le confraternite, avevano necessità naturalmente, come vi avevo detto per i Caligari di Gorizia, ad esempio, di un riconoscimento addirittura pontificio. Spesso le confraternite, anche quelle più piccole, anche quelle dei paesi più sperduti, avevano dei documenti pontifici, anche dei brevi pontifici che istituivano l'esistenza e poi avevano le varie conferme. Nel tempo venivano confermate dagli imperatori, dagli altri pontefici. Quella dei Caligari, ad esempio, ha la conferma di 5 pontefici e 5 imperatori nei 4 secoli e mezzo di vita. Quindi si sono anche nei posti più sperduti, comunque dovevano essere strutturate, avevano una sorta di regolamento, di statuto, chiamatelo come volete voi, una regola se vogliamo, alla quale ci si atteneva. Avevano anche dei vestiti, dei paramenti particolari, dei confenoni per indicare la presenza quando c'erano le processioni, eccetera. Avevano delle dignità nelle stesse processioni, una successione ben specificata naturalmente, quindi avevano una loro struttura, una loro visibilità e una loro presenza nella società, e avevano anche una gerarchia. Questo per quanto riguarda le confraternite, se sono stato chiaro in breve. Mentre per quanto riguarda le abbazie, ad esempio l'abbazia della Beligna purtroppo non v'è traccia più. Era rimasto il campanile della chiesa fino alla metà dell'Ottocento, poi è crollato anche quello e le pietre sono rimaste per terra, raccontano le cronache, fino alla fine dell'Ottocento, pensate voi, e nascevano perché erano luoghi contemplativi, c'erano comunità religiose di vari ordini che avevano l'obbligo del culto, quindi il culto perpetuo, naturalmente avevano degli scopi che erano l'automantenimento, se c'era, quindi far lavorare la popolazione locale o loro stessi se avevano delle proprietà, e in certi casi producevano degli scritti, erano degli scriptoria, ma avevano anche autorità sul territorio. Mi viene in mente ad esempio il grande monastero di Aquileia, delle Benedettine di Aquileia, che addirittura era di nomina pontificia, e la badessa aveva il pastorale, la croce pettorale, ed era, se vogliamo visivamente, era come un vescovo, e i quali erano di diritto pontificio ed erano extraterritoriali, e avevano una produzione documentaria notevole proprio per la quantità di proprietà che facevano lavorare, tanto è vero che ci sono rimaste le pergamene, gli scritti e i conti del monastero di Aquileia, ad esempio. Purtroppo della Beligna non abbiamo documentazione, se non rarissima. Ci sono soltanto le documentazioni della chiusura. Come a Gorizia mi viene in mente il monastero delle Clarisse, ad esempio, dove non abbiamo nessun documento, soltanto
e abbiamo i diari delle Orsoline che raccontano quando sono state chiuse nel 1785, da quante persone era composta questa comunità e le cose che si trovavano dentro al momento dell'inventario della chiusura. Purtroppo spesso nei nostri territori queste documentazioni sono andate perdute, salvo invece come nelle Benedettine di Aquileia abbiamo invece una quantità di documentazione molto cospicua, sono fatte anche delle belle pubblicazioni con le pergamene maggiori eccetera, quindi era veramente centro notevole, nevralgico. Purtroppo della Beligna non abbiamo quasi niente. Grazie a tutti allora, grazie. Grazie, alla prossima.